Siamo a Posillipo, siamo a Viale Virgilio, alle mie spalle c'è il Parco della Rimembranza che si chiamerebbe Parco Virgiliano, ma noi l'abbiamo anche chiamato sempre Parco della Gravidanza, sì, perché da queste parti ci si nascondeva in macchina coperte da giornali e insomma si faceva l'amore. Bene, se vi dicessi che in questo stesso luogo, a Viale Virgilio, nella prima metà del Novecento si è corso addirittura un Gran Premio di Formula 1, uno dei più belli e dei più importanti Gran Premi italiani, il Gran Premio di Napoli. Qui dove siamo ora sfrecciavano Ferrari, sfrecciavano Maserati, sfrecciavano Alfa Romeo, qui correva Ascari, Fangio, Nuvolari, pensate un po', il Gran Premio di Napoli. 1934 la prima edizione fu vinta da Tazio Nuvolari, il mantovano volante come lo chiamava Gabriele D'Annunzio. Bene, lui percorse 246 km del circuito che ha la forma di 8 e ora lo rifacciamo a una media di 100 km orari. E qui nei 700 metri di Viale Virgilio, dal ponte fino al Parco della Rimembranza, c'era il rettilineo di partenza, il rettilineo d'arrivo. La struttura è ancora evidente. Sulla destra c'erano i box delle case automobilistiche, sulla sinistra c'erano gli spalti dove si assepavano i napoletani e non c'era televisione, quindi a ogni giro dovevi verificare chi passava per primo. Siamo sul rettilineo di partenza, lo starter ha alzato la bandierina, via, si parte. Bene, si gira subito a sinistra e si imbocca via Tito Lucrezio Caro. Subito c'è il Belvedere di Trentarini, che meraviglia! Ma come non possiamo fermarci, andiamo veloci, andiamo giù verso la Gaiola. Beh, qui c'è una curva molto pericolosa, la discesa è insidiosa, è piena di curve strette. Pensate che Manuel Fangio si lamentava e diceva è uno dei percorsi più pericolosi, gli spigoli dei marciapiedi sono pericolosissimi. E qui infatti il povero Vincenzo Borghese, napoletano della scuderia Partenope, che poi è il nonno del conduttore televisivo Alessandro Borghese, andò a sbattere proprio contro un pino in questa curva e che da allora in poi è ancora oggi detta appunto curva Borghese. E proprio per questo motivo, in realtà per la pericolosità del circuito, il circuito fu soppresso nel 1962, dopo una trentina d'anni per motivi di sicurezza. Va bene, ma bando alle ciance, continuiamo a scendere verso la via Posillipo, siamo quasi al bivio di Mare Chiaro e qui dobbiamo imboccare in salita via Boccaccio. C'è una bella salita, tutta la salita via Boccaccio fino praticamente al casale di Posillipo. Qui imbocchiamo via Giovanni Pascoli che ci porta all'interno del borgo del Casale, per via Padula, facciamo il giro di Parco Manzoni e siamo finalmente sulla via Manzoni. Via Manzoni ci aspetta questa meravigliosa panoramicissima discesa con vista, come vediamo, su tutti i Campi Flegrei. Davanti a noi c'è Nisida, c'è Pozzuoli, c'è Procida, c'è Ischia, meraviglioso. Qui sulla destra c'è la stazione di partenza della funivia Cavalleggeri e siamo presto di nuovo su Viale Virgilio, dove ci aspetta il rettilineo d'arrivo. E questo percorso di 4 km e 100 si faceva per 60 volte. Eccoci, oggi ho vinto io! Che meraviglia! Il Gran Premio Napoli, il circuito cittadino di Formula 1 più bello d'Italia. Ma perché poi d'Italia? Perché vogliamo paragonarlo con Monte Carlo? Ma perché Monte Carlo tiene i panorami che teniamo qui da Posillipo, la collina degli Audaci. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa. E allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato, a cantata villa. Prima del congedo abbiamo una notizia dell'ultima ora, ci giungono immagini